Senza Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Sono ricercatissimo. Questa è una trasmissione che devo dire sta avendo un grande successo. Perché vi dico gli appuntamenti particolari, le feste, le sagre in giro per l'Italia, ma quello meno conosciuto, quel posto imboscatissimo che chi ci va? E ci andiamo proprio per quello, perché c'è una festa locale, identitaria, un qualcosa che non si vede da tutte le parti. E allora, grazie prima di tutto a chi mi scrive al 340 67 09 659, mi manda messaggi per darmi delle buone idee, buone e naturali. Certamente non posso far finta di niente, noi uomini pelosi che abbiamo un po' di pancetta. Beh, ragazzi, questo sabato 25 ottobre è il World Pasta Day. World Pasta Day, sì, è la giornata mondiale della pasta e la pasta si conferma nella top 10 degli elementi identitari dell'Italia, insieme a monumenti, arte, paesaggi, letteratura. Per 8 italiani su 10 la pasta è simbolo indiscusso dell'italianità e per il 96,6% rappresenta il Made in Italy nel mondo. Sempre che ce la facciano ancora esportare. Questa è l'ultima ricerca commissionata dai pastai di Unione Italiana Food e Astra Ricerche in vista appunto della giornata mondiale della pasta che si celebra questo sabato 25 ottobre. Un legame che si riflette anche nei comportamenti. Un italiano su 3 consuma pasta ogni giorno. È la miseria! 2 su 3 la considerano l'alimento più rappresentativo della dieta mediterranea. Per celebrare la pasta intesa come orgoglio italiano è stata inaugurata proprio ieri presso la Galleria Alberto Sordi di Roma la mostra digitale Orgoglio Pasta, con la partecipazione del ministro delle imprese del Made in Italy Urso, di Lollobrigida, che è ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Paolo Barilla, presidente di Unione Italiana Food, e Margherita Mastromauro, presidente dei pastai di Unione Italiana Food. Una mostra allestimento ideata proprio per celebrare il ruolo della pasta come simbolo culturale, identitario e gastronomico italiano, che resta aperta al pubblico fino a questo sabato 25 ottobre, appunto il giorno del World Pasta Day. Se siete in zona Roma, Galleria Alberto Sordi. È chiaro che se cercate appuntamenti particolari, oltre a quello della pasta asciutta, questa domenica, e questa è il 26 ottobre, cavolo sì, è questa domenica 26 ottobre, al centro volo Rapaci, attenzione, questa è una roba che veramente non si trova, siamo a Trevignano Romano, sempre nella zona di Roma. Siete pronti per un'esperienza indimenticabile nei boschi? Inizieremo con una gradevole e facile passeggiata in bosco, guidati da un esperto falconiere in compagnia della Poiana di Harris. Vi faremo poi richiamare sul vostro pugno la Poiana. C'è un pranzo, la fagiolata di nonna Pina, un pasto delizioso a proposito di pasta e fagioli fatta in casa, secondo la ricetta tradizionale, acqua e vino a soli 8 euro. Per chi non gradisce il servizio potete portarvi anche il pranzo da casa, attenzione. Dopo pranzo entreremo nel mondo straordinario del centro Volo Rapaci con un laboratorio interattivo sui nidi e la creazione di mangiatoie per gli uccelli tenuto dal biologo dottor Paolo Taranto. Installare nidi, stagnetti, mangiatoie, fototrappole. Sarete coinvolti nel monitoraggio della vita degli uccelli con foto e video che vi invieremo. Ma poi arriva il volo affascinante dei rapaci diurni e notturni. Per assistere allo spettacolo stupefacente del volo dei rapaci, un'occasione unica per avvicinarsi a questi affascinanti predatori del cielo, un'esperienza veramente magica che vi lascerà senza fiato. Appuntamento per questa domenica 26 ottobre alle ore 11 presso il centro Volo Rapaci in via Sutri 13 a Trevignano Romano,
provincia di Roma. Chiaramente scarpe da ginnastica o da trekking, saremo in mezzo ai boschi. Guarda che bello, stupendo veramente. L'idea comunque è di avere la poiana che ti svolazza intorno e la fai appoggiare, mamma mia, la fai appoggiare su di te. Che sto robe strane, robe impossibili da trovare. E infatti, se volete maggiori informazioni, è meglio che vi facciate avanti, perché immagino che, dico sempre, non c'è nessuno, ma questo sarà pieno. Appuntamenti da non scordare: Trevino. Sta tornando l'evento più amato dagli appassionati di vino, torna a Treviglio. Qui siamo in provincia di Bergamo con una quarta edizione tutta da vivere, un intero weekend per degustare, scoprire e celebrare le migliori cantine italiane ed estere in un'atmosfera unica. 80 aziende vinicole da tutta Italia, cantine internazionali selezionate, distillati artigianali e prodotti gourmet, un fantastico menù degustazione firmato da un grande chef, ma anche l'area bambini e i mini club. Appuntamento a Treviglio Fiera, via Roggia Moschetta, siamo in provincia di Bergamo, sabato 8 e domenica 9 novembre. Trevino, l'emporio dei vini a Treviglio, degustazioni illimitate. E come vai a casa? Piatti gourmet, passione autentica. Dove vai? Sta qua, sta andando a casa Simone. Fermo lì. Vivi l'esperienza che ogni amante del vino sogna. Sogno anch'io, vado avanti a sognare. Teatro della Zucca, Porto di Mare, Milano. Il Teatro della Zucca ritorna con il suo nuovo evento in occasione di Halloween. Chi ci segue già da un po' sa che le zucche ad Halloween non possono stare ferme, quindi ecco qui. Per bambini dai 5 anni, famiglie, adulti, ma soprattutto per i vostri bambini, non facciamo finta di niente. Halloween ormai è entrato anche un po' nella nostra tradizione, anche se noi facciamo sempre il tifo per la zucca, assolutamente. Incantesimi, colori e misteri dai 5 a 99 anni, sabato, non questo, il prossimo 1° novembre, percorso in piccoli gruppi dalle ore 15, location misteriosa, zona Porto di Mare a Milano. Andiamo in provincia di Asti, e qui andiamo sul difficile, ragazzi. È la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco del Monferrato a Montechiaro d'Asti. Domenica 9 novembre, cerca il tartufo. Io lo cerco, ma lo voglio anche mangiare, però. Cosa si prova a trovare un tartufo? Vieni a scoprirlo dal vivo. Domenica 9 novembre vivi con noi la cerca al tartufo bianco, un'esperienza autentica tra emozione, tradizione e spettacolo. Ma non c'è scritto se poi si mangia. Vabbè, cominciamo a cercarlo. La festa ad Anzano del Parco. Siamo in provincia di Como, ma anche a 2 passi da Milano. La castagnata e i mattoncini al parco. Centro polifunzionale di Via Valera, Anzano del Parco, Como. Proprio questo weekend, sabato 25 e domenica 26 ottobre, 2 giorni di divertimento per grandi e piccini con vendita di caldarroste, esposizione di costruzioni realizzate con mattoncini Lego, brasato e cazzuola. Ecco, sto diminuendo la velocità. Scusate, non riesco più a parlare. Dimostrazione di pet therapy, palo della cuccagna per bambini e le bancarelle hobbistiche. Dai, signori, anche qui senza allontanarsi da casa, Anzano del Parco, questo sabato dalle 14 alle 20, ma poi anche domenica 26 ottobre dalle 10 alle 18. Se avete bambini che amano i Lego, ragazzi, ci sono costruzioni di ogni tipo fatte con i Lego, ma anche la possibilità dell'asporto della cassola e brasato dalle 11 alle 12, il palo della cuccagna di 9 metri per bambini, dai, divertentissimo, e poi la pet therapy. Insomma, tutta la famiglia ce la portate questo weekend grazie alla Proloco di Anzano del Parco, Como.
Festa autunnale al Mulino Sorgente Moia di via Piave 12 a Cerete Basso, Bergamo, questo sabato 25 ottobre alle 15:30 con pomeriggio libero, ingresso libero, un pomeriggio speciale per grandi e piccoli tra natura, tradizione e sapore d'autunno. Alle 15:30 siamo a Cerete Basso, Bergamo e arriva Gioppino con la festa autunnale, uno spettacolo di burattini con i burattini di Roberta. Alle 16:15 il laboratorio d'autunno con creatività e divertimento per tutti i bambini. Alle 16:45 arriva la merenda con le castagne, lo strudel cotto nel forno a legna. Porco cane, festa autunnale al Mulino, sabato 25 ottobre a Mulino Sorgente Moia di Cerete Basso in provincia di Bergamo con ingresso libero. Chiaramente è una cosa da portare i vostri bambini. Andiamo a Varazze, in provincia di Savona. Questo 26 ottobre il mercato Riviera delle Palme, in Viale Nazioni Unite dalle 8 del mattino alle 19:30. I migliori ambulanti della Liguria vi offriranno una giornata di shopping a cielo aperto. Bella idea, andare un po' fuori dalle scatole, vedere il mare e vedere cosa c'è da comprare al mercato Riviera delle Palme questo 26 ottobre a Varazze, in provincia di Savona, in Viale Nazioni Unite dalle 8 del mattino fino alle 7:30 di sera. Poi, già che siete lì, vi fermate a cena così non trovate coda al ritorno. Dove andiamo? Andiamo a Giano dell'Umbria, quella il tour dei frantoi. Venerdì 31 ottobre dalle 14 alle 16, sabato 1 novembre dalle 10 alle 17, domenica 2 novembre dalle 10 alle 17, piazza San Francesco, Giano dell'Umbria, Perugia. Vivi un'esperienza autentica tra gli ulivi. Visite guidate nei 5 frantoi locali aderenti al tour. Degustazioni di olio extravergine di oliva e prodotti tipici del territorio. La navetta gratuita da Piazza San Francesco. Un viaggio nei sapori dell'Umbria, dove tradizione e passione si incontrano in ogni goccia d'olio. Giano dell'Umbria ti aspetta per un weekend all'insegna del gusto. Bellissima idea, certamente, il tour dei frantoi, 31 ottobre dalle 14 alle 16, 1 e 2 novembre dalle 10 alle 17. Se state pensando di farvi un weekend, avete capito bene. È tutto un magna magna, signori, e le castagne non possono mancare anche in provincia di Rieti, la 46esima sagra della castagna rossa, la castagna famosa perché comunista, stand gastronomici, caldarroste gratuite, intrattenimento musicale, vino gratuito. 1 novembre, Marcetelli, Rieti, Piazza San Rocco a partire dalle ore 12, 46esima sagra della castagna rossa, grazie alla Regione Lazio che vi paga anche il vino. O poco cane, o poco cane. La sagra del fasulin. Qui siamo a Sospiro, in provincia di Cremona. È quel momento dell'anno in cui i colori dell'autunno arrivano anche sulle tavole del palafagiolino. Le temperature si abbassano, ma si riaccende la voglia di stare insieme. Tornano le scodelle fumanti, i piatti tipici della tradizione carichi di sapori e suggestioni. La sagra del fasulin è pronta a scaldare i vostri cuori. Ecco le date: 30, 31 ottobre, 1, 2 novembre e ancora 13, 14, 15, 16 novembre. Le domeniche solo a pranzo, 2 fine settimana, 2 menù differenti presso l'area feste di Sospiro in via Adriano Ferrari. E signori, siamo in provincia di Cremona. Scusa, ma io vorrei vedere il menù. La sagra del fasulin di Sospiro. Gli verzimati, non so, le verze saranno, ragazzi, non fatemi fare figure. Gnocchi al pomodoro, gnocchi al gorgonzola, tortelli di zucca, le nostre scodelle, fasulin de lech cule cudeghe,
cudeghe, la trippa, costine verze, cotechino e lenticchio, selezione formaggi auricchio con miele composte di stagione, ma anche semplicemente un panino con la porchetta, la turta credo con zabaione, la selezione di torrone, qui siamo in provincia di Cremona, ragazzi, il salame al cioccolato. Questo è un menù del 30-31 ottobre, 1 e 2 novembre, ma attenzione, poi c'è ancora, è 13, 14, 15, 16 novembre, la domenica esclusivamente a pranzo, marubini in brodo, tagliatelle a ragù d'anatra, gnocchi al pomodoro, gnocchi al gorgonzola, anche lì il fasulin de lech con le cudeghe, la trippa, il bouton de paias e polenta, il guancialino di manzo e polenta, signori. Perché ti vai a cacciare in questi guai, Semmiverghi? Ma perché? La sagra del fasulin. Scommetto che non ci siete mai andati. A Sospiro, in provincia di Cremona, area feste, centro sportivo Jumbo. E divento davvero un Jumbo dopo aver mangiato tutte queste cose. Chiaro che non me ne vado da nessuna parte, l'unico motivo per cui sono qui a parlare oggi in È tutto magna magna è che in arrivo la sagra della polenta Taragna. Ale, oh, signori, a Spirano, in provincia di Bergamo, al Palaspirai, quante volte che ci siamo stati, in via Sant'Antonio, 11ª sagra della polenta Taragna, ragazzi. Posso fare una diretta da lì? Tutti i giorni ve la faccio, 24, 25, 26 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre, 7, 8 e 9 novembre, 11ª sacra appunto, la sacra della polenta Taragna a Spirano, Bergamo, via Sant'Antonio. Cosa posso dirvi a voi che ci andrete? Cosa posso dirvi? Non vi dico niente, la mia invidia è tanta e tale che me ne vado, ringraziando certamente Simone Due in regia per la pazienza, ringraziando tutti voi per l'amore che ci date ascoltando la nostra rivoluzionaria e mangereccia emittente. È una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,